di sub alle Maldive, ricerche ad alto rischio per recuperare gli italiani morti. L'unico corpo ritrovato al momento è quello del sub padovano Gianluca Benedetti, lo strazio della famiglia e degli amici. Nella barca dove hanno viaggiato le 5 vittime c'era anche lo scienziato trevigiano Stefano Vanin per una spedizione scientifica. Sta bene ma è provato, fa sapere l'Università di Padova dove lavora. Tragedia a Galzignano Terme, vivaista di 86 anni ha perso la vita in un incendio nella sua casa. I figli hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, il rogo partito dalla stufa. Incolpa la moglie di non mantenere da sola lui disoccupato e i loro 3 figli, arrivando a tentare di strangolarla. Per l'uomo denuncia e obbligo di braccialetto elettronico. In gita scolastica tra i migranti a Trieste l'iniziativa di una scuola di Marostica scatena la bufera. Lega e Fratelli d'Italia l'attacco, interrogazione al ministro. Dati rubati a manager, imprenditori e VIP anche a nord-est nell'inchiesta della Procura di Napoli. Tra gli spiati anche il vicepresidente di Confindustria Veneto Est. Carburanti alle stelle, gli autotrasportatori veneti confermano il blocco dei tir dal 25 al 29 maggio, decisione grave ma inevitabile. Una giornata nel nome dell'accessibilità per i pazienti dell'Oras di Motta di Livenza a San Marco per visitare la basilica, con loro il patriarca Moraglia ed il presidente Stefani. Buonasera dall'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la tragedia alle Maldive, le difficoltà di recuperare i corpi degli italiani. Al momento l'unico corpo ritrovato è quello del sub padovano Gianluca Benedetti. Il primo corpo identificato alle Maldive della tragica immersione di subacquei italiani è quello del padovano Gianluca Benedetti. I corpi delle altre 4 vittime si ritiene possano essere nella stessa grotta dove è stato recuperato quello del 44enne padovano, istruttore di sub e capobarca della spedizione. L'operazione di ricerca dei sub italiani però è ad alto rischio, a confermarlo un comunicato della Forza di Difesa Nazionale delle Maldive. Le condizioni meteo sono avverse, le correnti sono forti e la grotta si estende a più di 60 metri di profondità. La Guardia Costiera maldiviana ha effettuato una prima immersione, tra i sommozzatori anche un esperto italiano, ma solo 2 segmenti della grotta sono stati ispezionati senza esito. La Procura di Roma intanto ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani nell'immersione nell'atollo di Vavu. Assieme al Gianluca Benedetti c'erano la biologa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, 31enne, ricercatrice torinese, e l'esperto subacqueo Federico Gualtieri. I magistrati romani attendono gli incartamenti che dovrebbero arrivare dalla sede diplomatica per affidare poi le deleghe alle forze dell'ordine. Secondo un testimone locale che era a bordo della safari boat Duke of York, l'immersione doveva durare meno di un'ora. Il gruppo si è tuffato alle 11 e alle 12, non vedendoli riemergere, sono iniziate le ricerche con la barca. A bordo anche un altro professore trevigiano, per un periodo docente dell'Università di Padova, l'entomologo forense Stefano Vanin. Sta bene ma è psicologicamente provato, riferiscono dall'Università di Genova, dove è attualmente associato di zoologia. Era sulla nave per una missione di campionamento di alcuni particolari insetti di interesse forense. Doveva tornare in Italia domenica. Nel frattempo il cordoglio per la morte del padovano Gianluca Benedetti è arrivata da parte del presidente della regione Alberto Stefani, che ha rivolto un pensiero d'affetto alla mamma del 44enne che lui conosceva indirettamente. Il mio cordoglio alla famiglia della vittima e anche ovviamente alle famiglie delle altre vittime che si sono verificate in questo triste episodio. So che si stanno accertando eventuali rischi e responsabilità del caso e spero che possano avere le informazioni adeguate nel più breve tempo possibile. L'ambasciata italiana a Colombo intanto sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani che erano a bordo della barca che ha partecipato alla spedizione delle Maldive insieme ai 5 connazionali deceduti. Sgomento e dolore tra i conoscenti di Gianluca Benedetti, che a Padova lascia la mamma Paola, da poco rimasta vedova. Mi dispiace, in questo momento non mi sento proprio fare nessuna dichiarazione di Gianluca. Ha saputo la drammatica notizia dall'ambasciata e non ce la fa dire altro. Troppo dolore per Paola, la mamma di Gianluca Benedetti, il 44enne padovano, morto durante un'immersione alle Maldive. Benedetti, istruttore subacqueo e capobarca, aveva lasciato il posto fisso in banca alla BCC di Piove di Sacco per inseguire il suo grande sogno in mare. Dal 2017 le Maldive erano diventate la sua casa per 7 anni, con una breve parentesi in Indonesia. Lo si vede sorridente nella foto del sito del tour operator Albatros Top Boat.
Qui a Padova, in via Facciolati, vive la mamma rimasta vedova pochi anni fa. I vicini ora sotto shock pensano a lei. Lo vedevo quando tornava, che faceva i giri in bicicletta, conosciuto. Mi spiace per sua madre, tanto. Sgomento e tanto dolore tra chi conosceva Gianluca, come Marco Ilotti, presidente del Centro Sportivo Italiano del Veneto e suo ex allenatore di calcio in gioventù. Chi era Gianluca Benedetti? Un amico, un bambino che ho visto crescere in parrocchia Cristo Re, dapprima come animatore, poi come allenatore e alla fine ho anche avuto la fortuna di essere un compagno di squadra nel Real Padova. Un ragazzo che ha scelto la passione della sua vita, lo sport, il calcio, il mare, la subacquea. Il pensiero va alla mamma Paola, rimasta sola, e il ricordo dell'animo altruista di Gianluca. Un riferimento per tutta la squadra, un ragazzo che non lasciava indietro nessuno, era il primo nel massimo dell'impegno, bravo, intelligente, determinato. Lascia un vuoto profondo. Cosa sia accaduto a 60 metri di profondità nell'atollo maldiviano resta un mistero. All'origine della strage degli italiani potrebbe esserci stato un problema alla miscela di ossigeno delle bombole, oppure il maltempo e il cambiamento delle correnti che potrebbe aver disorientato i sub facendoli restare incastrati. Tragedia questa mattina a Galzignano Terme, 86enne perde la vita in un incendio nella sua abitazione. Il fumo che esce dalla casa, la corsa disperata dei figli e poi la tragedia. Galzignano Terme si è svegliata così, sotto shock per la morte di Francesco Martin, storico vivaista della zona di 86 anni, deceduto nell'incendio della sua abitazione di via Menegalli 1. Il rogo è scoppiato attorno alle 8:30. Secondo le prime ipotesi, al vaglio dei carabinieri, una scintilla partita durante l'accensione di una stufa a legna avrebbe prima raggiunto l'anziano e poi la vicina poltrona, innescando le fiamme al piano terra della casa. In pochi minuti la stanza si è riempita di fumo. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità perché la famiglia Martini è molto conosciuta, oltretutto hanno un'impresa che è diventata storica per il comune di Galzignano Terme. A noi ci dispiace tantissimo, dispiace a tutta la nostra comunità, sono veramente casualità che capitano, sono proprio inneschi che capitano, un modo di dire, proprio tutto in contemporanea e che creano una tragedia. Sono molto vicino a tutta la famiglia e soprattutto ai figli. Sono stati proprio i figli dell'uomo i primi a intervenire, residenti accanto all'abitazione, tentando in tutti i modi di spegnere l'incendio e salvare il padre in attesa dei soccorsi. Nonostante sul posto siano prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Abano Terme, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, e il personale sanitario del SUEM e i carabinieri, per Francesco Martin non c'è stato nulla da fare. Violenza domestica, tenta di strangolare la moglie ma lei riesce a chiedere aiuto e si salva, è accaduto a Mestre. Si è scagliato contro di lei, colpendola più volte dritto al volto per poi avvolgerle le mani attorno al collo nel tentativo di strangolarla. È stato il culmine dell'escalation di violenza che la donna, residente a Mestre, era costretta a subire da tempo. Una violenza fisica, psicologica ed economica, quella del marito nei confronti della giovane donna, incolpata anche del fatto che con 3 figli piccoli non riuscisse a provvedere da sola al loro mantenimento. L'ultima aggressione e il tentativo di strangolamento l'hanno spinta a chiedere aiuto a un'amica, la quale a sua volta ha allertato le forze dell'ordine e convinto la giovane a recarsi in commissariato. I poliziotti, verificata la presenza di evidenti segni di lesioni al volto e al collo, sono venuti a conoscenza che il marito già in passato, anche quando era incinta, avrebbe reiterato condotte violente e vessatorie nei suoi confronti. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il braccialetto elettronico. Il GIP ha inoltre disposto nei suoi confronti l'obbligo di versare alla moglie quanto necessario per il mantenimento dei 3 figli. In gita scolastica tra i migranti a Trieste, l'iniziativa di una scuola elementare di Marostica scatena la bufera. Ciao. Ciao.
Di che scuola sei? Sono al Palice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza. Di Marostica. Sei venuta qua nella Piazza del Mondo per aiutare? Per aiutare, dare cibo ai più bisognosi. In gita scolastica fra i migranti di Piazza Libertà davanti alla stazione di Trieste, fianco a fianco con i rappresentanti di Linea d'Ombra, i bambini hanno consegnato i pasti ai richiedenti asilo. Nella stessa area teatro di accoltellamenti, l'ultimo con gravi conseguenze sabato scorso, spaccio di droga e fenomeni di racket fra migranti neoarrivati e bande che presidiano la zona. Si tratta del video che ritrae l'iniziativa organizzata dalla scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza, in cui poi sono gli stessi bambini a spiegare come in classe siano state simulate con gli insegnanti le difficoltà del viaggio sulla rotta balcanica. E a scuola avete fatto anche un esercizio? Sì, abbiamo fatto tipo un percorso ad occhi vendati, perché loro scalzi perché durante la rotta balcanica le scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono, perciò devono camminare senza calzini, e quindi noi le abbiamo fatto da bendati, perché di solito loro camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia, perché non potrebbero andare in giro. E sì, abbiamo oltrepassato degli ostacoli un po' più alti, altri con dell'acqua, anche bagnati con dei sassi. Ad attivarsi per prima, dopo la diffusione via social del video, l'europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara, perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. Le maestre hanno organizzato un'attività per simulare il comportamento dei migranti irregolari sulla rotta balcanica, bendando i bambini perché i migranti si muovono al buio per scappare dalla polizia e poi camminando scalzi sui sassi, una situazione veramente al limite, oltre il limite dell'ideologia, utilizzando il lavaggio dei cervelli verso bambini che non hanno ancora il senso critico e portandoli poi in Piazza Libertà a Trieste, dove stazionano moltissimi irregolari e dove solo una settimana fa ci sono stati degli accoltellamenti, non è stata nemmeno la prima volta ed è consueto purtroppo anche lo spaccio di droga. Anche l'onorevole di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni, si è attivata con i colleghi parlamentari del Veneto redigendo un'interrogazione a risposta scritta nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Nel pomeriggio di oggi, a polemica ormai esplosa, la nota del Ministero che informa come l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha immediatamente avviato le opportune verifiche sulla vicenda al fine di accertare le modalità didattiche delle attività disposte e le modalità di svolgimento delle stesse. Il Ministero monitorerà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda. Ed il sindaco di Trieste, di Piazza, su tutte le furie. Sentiamo. Ho detto che se trovo gli estremi la denuncio alla professoressa. Così il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sul caso che sta facendo il Giro d'Italia, quello dei bimbi portati in gita di classe in Piazza Libertà nel capoluogo giuliano dopo aver simulato la rotta balcanica camminando sui sassi. Il primo cittadino ce l'ha in particolare con la professoressa della scuola elementare di Marostica che ha ideato l'iniziativa. Come ben noto, Di Piazza ha particolarmente a cuore la sicurezza di quell'area prospiciente la stazione, chiedendo continui trasferimenti di migranti che dormono illegalmente nei magazzini del Porto Vecchio, poco distanti o nella stessa piazza. È stato proprio lui in più occasioni ad attivarsi per azioni mirate, prospettando anche una possibile recinzione di quello spazio, spesso teatro di violenze. Ma secondo me utilizzare i bambini per fare queste cose, quando sai benissimo che noi spendiamo, non so, ti do un dato, 22 milioni per i minori stranieri abbiamo speso, ma allora che si vergognino, e cosa facciamo? Spendiamo 9 miliardi all'anno in Italia per l'accoglienza di questi extracomunitari e cosa volete ancora di più? Quindi la riflessione in corso con l'avvocatura del comune circa possibili azioni legali. Se ci sono gli estremi parlerò con la mia avvocatura, se ci sono gli estremi la denuncio. Per la prima volta in vita mia il sindaco fa una denuncia. E sul viaggio di istruzione che ha scatenato la bagarre abbiamo raccolto l'opinione del professor Gianni Zenna Lungo, preside del liceo classico Brocchi di Bassano. Ho appena visto il video di una politica contro l'uscita a Trieste di una classe di Marostica.
Questa classe è andata a vedere cosa succede ai migranti che sono arrivati dalla via balcanica, perché il progetto aveva come obiettivo proprio di conoscere queste che sono le vie dei nuovi migranti. Noi siamo alla fine dell'anno scolastico, quindi questi progetti non fanno altro che portare a compimento quella che era stata la decisione della scuola, dei docenti della scuola all'inizio dell'anno, progetti presentati poi ai genitori oltre che alla classe. Quindi la scuola ha fatto la scuola, cioè presentare quelle che sono le situazioni, le tante facce della realtà. Del resto che cosa sono le materie scolastiche se non appunto le tante facce della realtà? Mi dispiace che ci sia la solita polemica politica che cerca di appropriarsi di un tema che invece è reale. Chi sono i migranti? A parte certi che li sfruttano, noi sappiamo che sono povera gente in un mondo in fiamme per le continue guerre, povera gente che cerca la salvezza lontano da casa. La scuola non può che educare, anche attraverso questa conoscenza, alla convivenza pacifica, a dire la verità su come stanno le cose, quella verità che Papa Francesco e il Presidente Mattarella riassumono nella formula non c'è pace senza giustizia. Credo che la prima giustizia sia appunto legata alla verità e la scuola ha questo compito che le spetta per Costituzione. Ed ora la maxi inchiesta sul mercato nero dei dati sensibili, migliaia le persone spiate in tutta Italia e nel nord-est, nel mirino anche l'imprenditore trevigiano Walter Bertin, fondatore di Labomar e vicepresidente di Confindustria Veneto Est. E poi la domanda che ti fai, perché hanno cercato su di te, cioè la domanda che ti devi fare alla fine non ha nessun senso secondo me che lo facciano, però evidentemente alcune informazioni fanno gola e quindi magari vengono utilizzate in maniera sbagliata. Stupore, amarezza, ma anche inquietudine. Questa è la reazione di Walter Bertin, fondatore di Labomar e vicepresidente di Confindustria Veneto Est, tra gli spiati eccellenti finiti nel mirino di una ramificata organizzazione criminale dedita al mercato nero dei dati sensibili, un vaso di Pandora scoperchiato dalla Procura di Napoli che in Veneto ha messo sotto indagine una società di Verona e i direttori di 2 uffici postali nel Bellunese, ma gli indagati in tutta Italia, tanti dipendenti pubblici, sono almeno 85. Per Bertin bisogna interrogarsi sul loro ruolo e funzioni. È così facile accedere ai dati sensibili? Quello che mi preoccupa e mi stupisce è che questo tipo di ruolo abbia la possibilità di accedere a delle informazioni così importanti, che ovviamente sono tutte ufficiali perché sono legate all'Agenzia delle Entrate piuttosto che a qualcos'altro, ma immagino anche dati sanitari o cose di questo genere, ma che ovviamente non devono essere dati pubblici. Quello che è certo è che sono migliaia le vittime, difficile quantificarle, stimato oltre 1 milione di accessi abusivi alle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema SD. Lo stesso Bertin è in uno degli elenchi dei profili spiati scansionati a campione dagli investigatori. Con lui, tra i tanti, anche Claudio De Nadai, sempre del CDA Labomar, l'ex portiere dell'Inter Alex Cordaz, originario di Cordignano, l'attrice e showgirl veronese Lori Del Santo. Uno può essere indifferente e dire tanto non c'è niente da scoprire, siamo trasparenti, però capire il perché viene fatto, insomma dai, non è una cosa così bella. Anche perché, sottolinea Bertin, qualcuno nel marasma generale sta confondendo indagati e vittime, un cortocircuito che va stroncato sul nascere. L'imprenditore trevigiano trova però il modo di strammatizzare. La cosa bella è che appunto, ripeto, sono insieme a Lori Del Santo e al portiere dell'Inter, io sono interista, Lori Del Santo è una bella donna, tutto qui. Autotrasporto, confermato il blocco dei TIR, le associazioni regionali aderenti a Una Trans hanno comunicato infatti l'adesione al fermo nazionale dei servizi di autotrasporto proclamato dal 25 al 29 maggio. Si tratta di una decisione grave, sofferta ma ormai inevitabile, scrivono in una nota le categorie. Stiamo affrontando una delle crisi più dure degli ultimi decenni e l'assenza di risposte concrete sta portando al collasso di migliaia di imprese che ogni giorno garantiscono
garantiscono il funzionamento dell'economia regionale. Il Veneto rappresenta uno dei principali motori produttivi ed esportatori d'Europa, eppure proprio le imprese che tengono in piedi il sistema logistico e manifatturiero del paese vengono lasciate sole. Il tempo delle promesse e dei rinvii è finito, dicono gli autotrasportatori. Ed ora il maltempo e il forte calo delle temperature che si è registrato in Veneto, con la neve che sta imbiancando le vette dolomitiche. Sulla Marmolada sono scesi 40-45 centimetri di neve, la minima ha toccato i 10 gradi sotto zero. Vediamo le immagini della webcam araba di Dolomiti Superski, nevicata anche sul Monte Corno, sull'altopiano di Asiago. Una buona notizia sul fronte del deficit idrico che aveva caratterizzato gli ultimi mesi e prospettava un'estate di siccità. Quel che è certo è che anche in pianura si sono dovuti tirar fuori di nuovo dall'armadio maglioni e giubbotti. Oggi Arpava ha registrato temperature minime tra i 5 gradi di Belluno, 7 Verona e Vicenza, 8 Padova, 9 Treviso e Venezia, massime di poco superiori, attorno agli 11 a Verona, Padova, Vicenza e Belluno, 13 a Venezia, 12 e 7 a Treviso. Da Motta di Livenza fino a Piazza San Marco, sfidando la pioggia e le barriere architettoniche. Nella giornata nazionale delle persone con lesione spinale, alcuni pazienti dell'Oras di Motta hanno incontrato il presidente della regione, il patriarca di Venezia. Un video per raccontare al presidente Stefani in una San Marco bagnata e affollata a quello che all'Oras, ospedale riabilitativo ad alta specializzazione di Motta di Livenza, i pazienti fanno quotidianamente. Percorsi in salita resi più semplici grazie alle cure di chi le assiste e li ha accompagnati fino a Venezia. La prima volta in cui hanno potuto imbarcarsi in un vaporetto e raggiungere attraverso percorsi accessibili la piazza simbolo del capoluogo veneto. L'evento organizzato come momento di sensibilizzazione per promuovere i valori della 18ª giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale e che la pioggia non ha fermato. Avremmo potuto stare a casa, invece no, perché la vita è anche questo, è anche imprevisti, è anche capacità di riorganizzarsi e è simbolica nel nostro caso ovviamente quello che dico, di riorganizzarsi per una vita che è un po' un secondo tempo, ma non meno ricco di soddisfazioni, di vita piena, di vita in cui il paziente è esso stesso valore per il territorio nel quale viene reinserito. Una mattinata per incontrare il presidente della Regione Veneto e il patriarca, che ha dedicato loro una preghiera. Venezia è un simbolo, ma credo che si sposi bene con quello che voi volete testimoniare, perché Venezia è una città bellissima da visitare, complicata da vivere. Voi dite col vostro cammino che tanto è stato fatto perché siete riusciti ad arrivare qui, ma tanto dobbiamo ancora fare, no? Le persone più provate non sono un peso, ma fanno parte della nostra società a pieno titolo. È un messaggio molto chiaro, credo, che ci aiuta a ripensare il bene comune. Sociale significa anche questo, noi abbiamo destinato anche una quota importante del nostro bilancio per questo e credo sia doveroso che la nostra regione faccia questo salto in avanti e lo debba fare anche tenendo conto dell'importanza di investimenti tecnologici, perché la tecnologia può essere al servizio come non mai della riabilitazione. Pensiamo a tutti gli strumenti anche di intelligenza artificiale e di monitoraggio che oggi esistono e su questo voglio fare un grande lavoro. Sono in costante contatto con loro per una serie di eventi che faremo nel corso dei prossimi mesi e anche per rendere omaggio al grande lavoro di tutti coloro che ogni giorno li accompagnano nel percorso di riabilitazione che permetta a ciascuno di loro ovviamente una migliore qualità della vita. Ed è tutto per il TG del Veneto, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla il meteo con le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci.